Buongiorno amici di rovigooggi.it, benvenuti a Post-it dal Polesine, la trasmissione di Rovigo Oggi dedicata al Polesine e ai suoi protagonisti. In questi giorni di zona rossa ci siamo spostati al pomeriggio alle 17:30 e l'ospite di oggi è presto presentato. Andrea Zanforlin, benvenuto. Grazie. Allora, Andrea Zanforlin, attore rodigino, regista, docente di teatro-terapia, attore di teatro, quei luoghi che sono chiusi, a parte un brevissimo periodo, almeno da un anno. Come vivi la costrizione di non poter fare il tuo lavoro davanti a un pubblico? No, la vedo malissimo, devo dire. È l'unica parola che mi viene in mente e non vedo l'ora di ricominciare. Questo vale sicuramente per tutti i miei colleghi, per tutti gli operatori nello spettacolo, gli artisti, sicuramente. Ecco. Il mondo dello spettacolo dal vivo ha cercato dei palliativi, chiamiamoli così, vedi radiodrammi piuttosto che spettacoli in streaming, vedi dirette, davvero sono una soluzione alternativa? No, non sono una soluzione alternativa, sono quello che io penso che siano proprio una cosa diversissima. Il teatro dal vivo è teatro dal vivo, occhio vero su occhio vero e tutto quello che ne consegue. Lo streaming è una forma altra di comunicazione, di relazione che ha i suoi canali, ha le sue modalità, ha il suo linguaggio come fosse proprio l'inglese e l'italiano, Certo. Cioè sono due lingue diverse. Un'altra cosa diversa. Un'altra cosa diversissima. Ma comunque queste forme alternative di spettacolo sono riusciti a darti qualcosa? Allora, sicuramente sì, perché l'emozione c'è e stare in scena anche attraverso la relazione dei tuoi colleghi, perché per esempio mi è capitato di fare il Direttore Matto, che è uno spettacolo in streaming che è stato voluto da Musica Fumetti. Uno dei più gettonati della stagione, vorrei dire. Vorrei ricordare che Claudia Lapolla, che è una musicista intanto, ma poi anche una forza dal punto di vista organizzativo molto, molto potente. E ci sono stati 2500 bambini collegati, quindi da tutta Italia tra l'altro, quindi comunque fa comunità. Ripeto, è una cosa totalmente diversa da quello che è invece il teatro dal vivo. La passione che mi fa girare la testa, hai detto, del teatro. Spieghiamo a chi ci sta seguendo il bello del fare teatro. Cos'è che fa girare la testa? Allora, girare la testa lo fa l'innamoramento. Quando sei innamorato fa girare la testa, e il teatro, quello che mi capita a me, ogni volta che entro in scena, è come fosse il primo appuntamento, quindi ti gira la testa, ti batte il cuore e si ha proprio paura vera, e si cerca di respirare intanto, di venire fuori da questa cosa e poi comunque la magia inizia. Ok, ma anche quando c'è il bianco funziona, cioè metti che arrivi sul palco bianco. Funziona nella stessa maniera, anzi sono i momenti che ti ricordi di più, sia perché appunto non passano mai, sono infiniti, ma anche perché poi la cosa straordinaria è che qualcosa succede, ti arriva senza che tu faccia nulla, senza che tu la cerchi, perché in quel momento non la puoi cercare. E questo è un grande insegnamento per la vita anche. Nei momenti di difficoltà devi accettare quello che c'è e farti arrivare la soluzione. È difficilissimo, però in teatro è obbligatorio farlo in quel momento. Infatti molto spesso mi succede che nei laboratori chi è, diciamo, alle prime armi, oppure insomma la domanda più frequente è quella: ma come faccio a coprire la vergogna o la paura? In realtà in teatro non devi coprire nulla, ma devi trasformare l'energia che è comunque un sentimento, un'emozione, in qualcosa di artistico, magico. Questo si impara attraverso una tecnica, naturalmente. Ok. Sei allievo di Gabris Ferrari, scenografo, docente, regista, cultore assoluto della materia teatrale. Che cosa ti ha insegnato? Devo dire che mi ha insegnato tantissimo. 3 parole sono fondamentali per me quando penso a Gabris: sono l'umiltà, il desiderare fortemente qualsiasi forma d'arte e una delicatezza che era proprio che lo contraddistingueva. E senti, sto facendo vedere una immagine proprio che ti vede vicino a Gabris sul palco. Come lo hai conosciuto?
Quella è una delle prime immagini, delle prime fotografie che ho Sì. con Gabriel, infatti ho i capelli lunghissimi. Sì, infatti. Un Ed po' è stato emozionantissimo perché in quello spettacolo è stata la prima volta che sono entrato al Teatro Sociale di Rovigo, che per me Sì. è una cosa bellissima, e sono entrato in un armadio, da un armadio sono Che è proprio uscito. questa la foto. Sono uscito da un armadio e è stato insomma incredibile questa esplosione di pubblico dal vivo e lo senti proprio tutto questo pubblico dal vivo, lo senti ogni respiro, senti anche ogni minima parolina che si fanno, cioè senti tutto ed è una cosa liquida quasi, magica. Il teatro è la scuola delle emozioni, dice Paolo Crepè. Quanto sono importanti i maestri nell'insegnamento delle arti? Sono fondamentali, ne bastano 1/2 se sei fortunato, Sì. E valgono più di qualsiasi scuola che tu possa fare. Me ne sono capitati 2, uno Gabris sicuramente, quando ho fatto la scuola di teatro a Venezia Sì. me ne è capitato un altro che è stato il mio primo maestro, che si chiama Paolo Bertinato, lo voglio citare perché è veramente una persona straordinaria. Lui sa a 360 gradi di teatro, cioè è proprio un uomo antico del teatro, sa costruire una maschera, sa costruire, cucire un vestito, sa recitare in maniera sublime. Quindi sono stato fortunato in questo, mi ha insegnato, osservandolo solamente, i trucchi del mestiere e le sfumature che sono fondamentali. Senti, adesso faccio vedere qualche foto degli spettacoli che hai realizzato e ti chiedo se qualche spettacolo ti è rimasto più nel cuore di altri. Allora, intanto... Devo dire, quello che stai facendo vedere è uno spettacolo bellissimo che ho creato io insieme a Beatrice Pizzardo. Sono anch'io a presentare. E ci sei anche tu perché Sì. ci hai voluto, all'Endinara, credo che sia all'Endinara lì. Sì. E Blackout si chiama, uno spettacolo per ragazzi, teatro ragazzi, che è una forma d'arte difficilissima perché appunto non te la mandano a dire, sono veramente dei critici assoluti. Se non piace una cosa non piace, se piace, piace veramente. L'adulto può anche fingere un applauso, loro non lo fingono di solito. Sono dei giudici spietati. Sì, vero, verissimo. Sì, quindi questa è una bellissima esperienza che ho fatto. Hanno fatto anche, mi ricordo, delle Faccio domande. sempre dare i voti io ai miei figli, allora come ricordo teatro, per capire, a me piace tanto, sono abbastanza, mi piace tante cose, però per capire se piacciono a loro faccio sempre dare un voto, da 1 a 10. Spero che lì... Sono a 10, non l'hanno visto. No, quello non l'ho visto, ok. Non l'hanno visto, accidenti. Allora, aspetta che faccio vedere un altro, ancora mi sembra... Il Tribunale degli Animali è uno spettacolo di cui sono affezionatissimo, collaborazione con Claudio Ronda della Fabula Saltica, che appunto anche lui è un uomo d'arte che abbiamo come risorsa qui a Rovigo e lì mi sono divertito tantissimo a trasformarmi. Voglio ricordare un nome prezioso, Monica Salomoni, che è una truccatrice fantastica, una donna veramente fine e delicata, anche lei sempre un'artista veramente grande, che è poco ricordata, però la voglio ricordare qua. E lei mi ha truccato 6 personaggi, ho fatto 7 e mi sono divertito tantissimo. Ok, vediamo quest'altra. Qua sei con il telefono. Lì sì, ho fatto le favole al telefono ai tempi dello smartphone, Sì. l'ho chiamato così, anche quella è stata un'esperienza, l'ho fatta quest'estate, è stata un'esperienza bellissima perché è anche una sfida, perché ho telefonato ai bambini che hanno prenotato Sì. e da lì ho raccontato delle storie di Gianni Rodari con un vero e proprio spettacolo, perché poi c'erano dei quiz, delle interazioni con i bambini e avevo paurissimo perché non li vedevo, quindi Sì. parlavo io e a volte sentivo la risposta e non era detto, ma bastava un sorriso o un piccolo cenno dall'altra parte che era veramente un ritorno meraviglioso, mi sono proprio Divertito. ti sciolgono, sì. Invece questa è una foto del book, diciamo. Certo. E invece qua cosa stai combinando? Lì sono spettacolo sempre di Gabriel Ferrari, Decameron Comedy con Mariangela D'Abraccio, in un momento divertente, perché è uno spettacolo divertente, Gabriel sapeva essere
misterioso in scena, ma anche divertente e divertito. Si divertiva, insomma, ci divertivamo. Guarda, questa invece è un'immagine che ti ritrae nella tua attività di teatroterapia. Sì, sono con i ragazzi del centro Savio di Badia. Sì, invece Poi, questa è l'esperienza del radiodramma. del dramma che ho fatto, sì, Qualche tempo fa, mi pare, Teatro giusto? Astra, sì, bellissimo teatro, tra l'altro. Eccoti qua, direttore Matto. Anche quello è divertentissimo, è stato veramente poi con i musicisti, allora i musicisti sono molto difficili da lavorarci insieme perché loro suonano durante le prove, suonano in continuazione e tu non riesci a provare, quindi io ho fatto due Sì, prove perché non scarse. disturbano secondo loro. No, non disturbano, loro continuano a suonare e tu devi in qualche modo concentrarti, difficilissimo perché poi gli strumenti sono rumorosi, devo dire. Ok, questa è la foto che ti ritrae con Gabris. Anche qua sei impegnato in scena. Io sono a Roma con un Relir, uno spettacolo bellissimo che ha fatto insomma, il Giro d'Italia e ha avuto il debutto alla Versiliana con la regia di Giancarlo Marinelli e Relir è stato Giuseppe Pampieri che è un signor attore che ha lavorato con Streller, insomma è un cast molto importante, bello. E invece qua, che sei, non capisco se sei morto Io sono o morto, quasi. sono morto. Ah, sei proprio Sono morto, proprio ok. morto. T'hanno C'è mia moglie ammazzato. che cerca di rianimarmi, ma Sì. non ce la fa. E Gwenda Goria, quella fece anche lei straordinaria, bello. Quindi questo è il cartellone invece di Relir. Sì, che appunto è nato la produzione del Teatro Ghione, che è un teatro Sì, bellissimo. sì, che è infatti di Roma. Roma. E qua invece? Sono alla Veneziana, di uno spettacolo sempre di Gabris, con anche lì un cast molto, c'era Luciana Parrini, Letizia Piva e vari, insomma, molto bello. Questa è una foto invece Sì, un po' vogliamo, dal magari. palco Sì. del sociale, mi pare Sì, di sì. riconoscere. Sì. E Un po' Don Chisciotte. invece qua, che sei conciato per le feste. Allora, io sono conciatissimo, mi hanno pitturato di tutto punto, anche la barba. Sì. E lì sono il Ratto dal Serraglio, è stata un'esperienza particolare, devo dire. Il Ratto dal Serraglio è un'opera lirica di Mozart e quindi ho dovuto adattare, intanto ho parlato in tedesco, io non so nulla del tedesco, l'ho imparato a memoria come fosse un codice fiscale, veramente. L'unica parola che ho capito che comune all'italiano era Musik, con la K, basta, fine, poi il resto. Quindi ho dovuto imparare la mia parte, quella degli altri per intervenire con le battute ed è stato veramente Impegnativo, immagino. impegnativo il minimo. Però bellissimo anche questo. E invece qua ti vedo in una situazione di commedia dell'arte. Nell'arte quello è uno straordinario spettacolo che è la commedia degli Zanni di Giovanni Poli, che insomma ha una storicità incredibile. Gli Zanni sono l'arlecchino più antico, Sì. un pochino più primitivo, e lì io facevo il capitano, parlando dello spagnolo Maccheroni, Allora. capitano destruidor del Castillos, me la Yes. ricordo anche. Eh. Me la faccio tutta però. Sarebbe divertente comunque. Allora, si può campare facendo l'attore con i teatri chiusi? No. no, direi di no. Fortunatamente appunto facendo teatroterapia sono insegnante, quindi riesco a gestire un po', a diluire il tempo di crisi in altro modo. Ci sono dei progetti, ci sono tante cose in cantiere che arriveranno fortunatamente, insomma stiamo lavorando sempre con queste conference famosissime. Certo. Vi svelo il segreto, io durante le conference, quelle un pochino più importanti, disegno. È l'unica volta perché mi annoiano leggermente, quindi inizio a disegnare come se non ci fosse un domani. Però vabbè, è una cosa mia. E quando riapriranno i teatri tu cosa farai? Allora, stappo una bottiglia intanto, una bottiglia di spumante quello buono e spero che appunto le date che sono state rimandate poi finalmente possano essere portate in atto, in scena. Lo speriamo tutti noi, insomma siamo in tanti a sperarlo. Allora, grazie ad Andrea Zanfollin, grazie di essere stato qui a Post-it dal Polesine, grazie per tutto ciò che ci ha raccontato con tanta simpatia, grazie. Grazie a voi che ci avete seguito da casa
Il nostro appuntamento è per domani, sempre alle 17:30. Se volete vedere questa puntata e le altre puntate che sono andate in onda, le potete trovare sul canale YouTube di rovigooggi.it. Intanto, buona serata. Ciao!